Allora, Massimiliano Zanin, The Cage, ti chiedo subito da dove nasce l'idea, anche un po' l'esigenza, se vogliamo, di fare questo film. Sì, allora l'esigenza nasce da l'emozione che io provo in maniera innata per le donne che vincono nello sport. Non so perché, però ce l'ho sempre avuta, fin da piccolo. E credo perché fondamentalmente, quando vedi una donna che vince nello sport, vedi anche le difficoltà che ha avuto nell'idea di voler percorrere una carriera professionistica, sportiva, che noi sappiamo benissimo, cioè i bambini, i maschi vengono sempre spinti verso la carriera sportiva, no? Il sogno di mio papà è che facciano i calciatori, i tennisti, i golfisti, i piloti di Formula 1, c'è sempre un sogno sportivo per un bambino. Credo che siano pochissime le bambine che vengono spinte dai genitori verso un sogno sportivo perché la carriera professionistica al femminile nello sport purtroppo, a parte rari casi, è molto meno remunerativa, cioè forse a volte non assicura nemmeno le possibilità di avere una vita normale, per cui credo che si veda questa emozione che provano le donne, te la trasmettano molto più degli uomini. Ma è una problematica prettamente italiana secondo te o che riguarda un po' in generale il mondo sportivo femminile? Allora, no, credo che sia una tematica che riguarda molta parte del mondo, forse tutto, credo tutto, anche se poi per esempio l'MMA femminile negli Stati Uniti va fortissimo, per cui ci sono delle atlete, però naturalmente gli Stati Uniti fanno un po' storia a sé nello sport, però insomma, perché noi sappiamo che in certe parti del mondo le donne non possono nemmeno fare sport, cioè non so, penso ai paesi musulmani non gli è permesso di fare sport, o quasi. Insomma, credo che per le donne sia più difficile, onestamente ancora più difficile, comunque nonostante tutto rimane difficile. Sul film la colonna sonora di Motta, come mai hai scelto lui? Diciamo, avevamo una conoscenza in comune che è il suo manager. E io lo conoscevo ovviamente come cantante, mi piace molto, e quando me ne hanno parlato ho detto ma magari mi piacerebbe tantissimo. Ci siamo incontrati, ci siamo trovati, è stato un bel percorso perché comunque Francesco è un artista, non è semplicemente un realizzatore di colonne sonore, seppur lui è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia in colonne sonore e le ha già fatte, per cui però è un artista, per cui bisogna trovare con lui sempre una sintesi, un incontro, una sorta di, non dico di compromesso, però c'è un lavoro da fare ed è stata la parte bella e creativa di questo lavoro con lui. Oltre a lui comunque un cast di prima fascia e ti chiedo appunto come hai allestito questo cast eccezionale, come hai allestito? Allestito, si parte perché parte la possibilità di fare questo film con Aurora Giovinazzo, perché è stata una scoperta totalmente inaspettata, un'attrice straordinaria come attrice ma straordinaria anche come atleta, perché lei in pochissimo tempo ha imparato coreografie, ha imparato in un attimo ti sapeva ripetere le mosse preparate dal preparatore Alessio Saccara, per cui è stata una scoperta incredibile. Poi dopo si sono aggiunti Valeria Solarino, che secondo me ha fatto un lavoro straordinario per riuscire a entrare in un personaggio che forse inizialmente non le apparteneva troppo, Brando Pacitto che da attore anche di commedia eccetera, invece qui fa un ruolo molto molto drammatico, Desiree Popper, secondo me anche lei straordinaria come atleta, come è riuscita a interpretare il personaggio dell'antagonista, Fabrizio Ferracane, grandissimo attore, lo conosciamo tutti, che ha preso anche un ruolo un pochino più piccolo perché gli interessava molto fare questo carismatico prete di questa comunità, per cui insomma sono stato un po' fortunato da questo punto di vista. In chiusura, se ci sono i tuoi riferimenti registici nel tuo film, a questo punto ti chiedo anche quali sono. No, diciamo che non ci sono dei riferimenti registici veri e propri. Ho fatto un film che cercasse di essere aderente alla realtà ma allo stesso tempo trasporla cinematograficamente, cioè dargli un senso un po' diverso, per esempio nelle scene sportive dei match. Io ho utilizzato molto la parte musicale, i rallenti, cioè non ho voluto dare troppa realtà, cioè ho voluto portare quella realtà in una realtà cinematografica, quindi vagamente anche onirica, visto che comunque il cinema è sempre sogno, no? Per cui
i miei riferimenti sono troppo alti per me stesso, cioè Kubrick, Scorsese, Abel Ferrara. Però si attinge un po' lo stesso sempre. Forse diciamo inconsciamente, Quasi non volendolo, quasi sì, non sì, volendo, sì, certo. Anche Tinto Brass, con cui ho lavorato moltissimo e dal quale ho imparato tantissimo, e sicuramente c'è, anche se non c'è quello che uno pensa, le cose di Tinto, però c'è. Per cui sì, poi te li porti dietro, diciamo, sicuramente. Grazie Massimiliano, Grazie grazie. a te.